Hola esploratori, questa è la proprietà di un druido che abita sopra una collina. Nei pressi della sua proprietà esistono 3 portali. Ci ha permesso di posizionare le nostre telecamere, più le luci dei rivelatori di movimento e il K2 presso uno di questi portali. Ci ha spiegato che questo particolare portale è collegato alle stelle e in particolare ad un pianeta. Prima di permetterci di mettere l'attrezzatura ha chiesto il permesso a queste entità che ci hanno concesso un'ora. Abbiamo registrato qualche anomalia. Vogliamo precisare che la falena presente nella registrazione potrebbe sembrare causa dell'accensione delle luci, ma facciamo notare che le luci si accendono e spengono a tempo ben definito. Quindi, a meno che la falena non abbia un orologio, dubitiamo che possa essere essa la causa di questo fenomeno. Altre anomalie delle luci, meglio dire di una luce sola, visto che le altre 3 si sono accese solo all'inizio del video a causa del nostro passaggio di solito, ci vuole un bel po' per farle spegnere. Nel video invece l'unica luce che si accende e spegne è velocissima nello spegnersi. Questo è dovuto all'alta velocità delle entità che entrano nel nostro spazio. Questo ha detto il druido spiegando tale fenomeno. Per il resto delle anomalie non abbiamo nessun tipo di spiegazione. Lasciamo a voi l'ultima parola, soprattutto se vedete cose che ci sono sfuggite. Buona visione.